Allora, con Italiano parto dall'ultima azione, cioè dal rigore. C'è amarezza per il gol all'ultimo? C'è amarezza sì, perché sapevamo di venire su un campo difficile contro una squadra ostica e una volta che l'abbiamo indirizzata prende gol all'ultimo c'è amarezza, sì, purtroppo ci sta, fa parte del gioco, però sì, c'è tanto rammarico. Ti sei speso molto in questa partita, hai preso anche una traversa, poi hai segnato due traverse, vero? su calcio di rigore, però diciamo il tuo gol appunto vale tanto, perché ricordiamo che vale la regola del gol in trasferta. Punterete al ritorno a difendere questo risultato oppure giocherete come sempre? Purtroppo non è un anno facilissimo per me. Sono rientrato da poco e sembra che la sorte sta un po' per traverso, Sì. ecco, siamo riusciti a fare gol e se riuscivamo a vincere ero più contento per la squadra. Non direi che giochiamo per il pareggio, giocare per il pareggio non sono mai convinto di questo, quindi entriamo in campo per vincere con le giuste accortezze, sapendo che il Pescatori non è una buona squadra solo in casa, quindi niente, affrontiamo la partita con le giuste accortezze, la giusta attenzione e cerchiamo di vincerla a casa. Ti volevo chiedere, per quanto riguarda il campionato, venite da 4 vittorie consecutive, cosa è cambiato nell'ambiente? Oddio, guarda, fondamentalmente è una cosa che ci chiedevamo spesso nello spogliatoio, perché comunque siamo un bel gruppo, forse dovevamo trovare quella fiducia che ci faceva diventare un po' più squadra, e spero di averla trovata a questo punto, lavoriamo tutti i giorni per questo, abbiamo una società nuova che penso ci invidia tutto il calcio laziale, non ci fa mancare niente, non facciamo un tempo a chiedere una cosa che ce l'abbiamo a disposizione, quindi secondo me stavamo dando poco a loro e poco a noi, perché sinceramente io ho vissuto i ragazzi più da fuori che da dentro al campo purtroppo e ti dico che nessuno si è mai risparmiato, quindi poi arrivi la domenica e non porti via niente, perdi tanti punti per strada, purtroppo serviva qualcosa che ci faceva fare il salto. Come dicevo, spero che abbiamo trovato insomma il via e sfruttiamo il momento, speriamo di recuperare più terreno possibile. Grazie mille. Grazie a voi.